La storia continua a giocare con i numeri. Il muro è caduto nel 1989, 200 anni prima l'Europa visse la rivoluzione francese a Parigi. 10 anni prima ci fu circa la rivoluzione americana. Lei è sempre piuttosto critico verso l'illuminismo, diciamo che fa parte di quel gruppo di intellettuali che ritiene che l'illuminismo, o almeno le sue degenerazioni, abbiano in qualche maniera creato e partorito poi in seguito sia il fenomeno del nazismo che del comunismo. Però la stessa matrice illuminista negli Stati Uniti ha prodotto ben altro modello di società. Il mondo anglosassone, il mondo americano mai ha conosciuto le atrocità che la Germania, l'Europa ha dovuto vivere. Nel confronto, chiamiamolo, tra Filadelfia e Parigi, se proprio dovessi scegliere, cosa sceglierebbe? Mi spiego, tra privilegiare la libertà e l'uguaglianza. Ma io innanzitutto tornerei su questa analogia numerica, che credo alle volte sia significativa. Si parlava 1789-1989, il riferimento anche all'11-9, l'11 settembre, che è il rovesciamento del 9-11, del 9 novembre. Così come si è detto più volte che l'89, cioè il crollo del comunismo, sia stato preceduto dal suo rovesciamento dal 68, cioè a Praga, da quello che era venuto a Praga, la primavera di Praga, e ovviamente per quello che possono valere i numeri, ma a volte sono anche, come dire, un segno e un indice della non casualità di alcuni eventi storici. Ma detto questo, tornando invece alle due rivoluzioni da cui nasce, diciamo, la nostra modernità, sicuramente l'esito della rivoluzione americana è stato un esito infinitamente più conciliabile con la condizione umana, con il rispetto delle libertà e delle dignità umane rispetto a quello che è accaduto con la rivoluzione francese. Vero è che ci sono anche pagine, come dire, abbastanza nere nella storia d'America, se pensiamo al massacro degli indiani, però è anche vero che sono imparagonabili, diciamo, il fanatismo che è sorto sull'onda della rivoluzione francese rispetto ad alcuni aspetti, diciamo così, deteriori della storia americana. E quindi sono assolutamente non paragonabili questi eventi. Io credo che sia inevitabile dire che la rivoluzione francese abbia lasciato all'Europa un'impronta di massimalismo ideologico e di fanatismo che è stato il padre dei regimi totalitari del Novecento. E quindi credo che sia stato il segno di un tentativo di portare il paradiso in terra, e tutti i tentativi di portare il paradiso in terra conducono all'inferno. Ogni volta che si è cercato di sostituire delle religioni trascendenti con le religioni secolari, e ogni volta che si è cercato di imporre attraverso, come dire, il sacrificio, l'idea di una Gerusalemme celeste in terra, di un paradiso in terra, appunto, il risultato è stato sempre devastante. Ecco, la rivoluzione francese è alle origini di questi orrori. Quando sentiamo il pensiero laico, lo stesso pensiero che oggi dice di cancellare la presenza dei crocifissi nelle aule, quando sentiamo che la religione è stata alle origini di tutti i fanatismi, di tutti i eccidi, noi abbiamo un esempio più recente, più vivo, di 2 secoli di storia nati dalla rivoluzione francese, in cui proprio la cancellazione di ogni riferimento religioso ha prodotto il fanatismo, il terrore, la ghigliottina, i massacri, i genocidi e poi i regimi totalitari e poi le guerre mondiali. Indubbiamente c'è un nesso tra un pensiero rivolto interamente alla realizzazione del paradiso in terra e questi inferni che sono stati prodotti. Quando per esempio si parla, qui ritorno ancora a una nota di attualità, si parla della necessità di espellere il crocifisso dalle aule, perché il crocifisso non è soltanto il simbolo inerme di cui si parla, ma nel nome del crocifisso sono stati condannati Giordano Bruno, che è stato processato per violazione di lei. E io vorrei ricordare alla Corte Suprema dei diritti umani, dove si chiama la Corte
che nel nome dei diritti umani è stato ucciso il più grande chimico, Lavoisier, della rivoluzione francese, ed è stato ucciso un grande poeta, Andrea Chenier. E questo per dire che non sono responsabili i principi dell'uso malevolo che spesso fa l'uomo, ma quello che è terribile con la rivoluzione francese è proprio il tentativo di modificare la natura umana, di credere possibile un cambiamento radicale della natura umana attraverso la realizzazione del paradiso. Quindi io credo che sia estremamente nefasta l'utopia nata dalla rivoluzione francese, penso invece che il bilancio della rivoluzione americana si debba fare in maniera diversa. A proposito dell'illuminismo, dirò che naturalmente l'illuminismo va letto attraverso tanti versanti. L'illuminismo ha avuto tanti precursori anche in Italia che avevano letture diverse. Diciamo che l'illuminismo combinato con una forma di utopia ha prodotto gli effetti devastanti che conosciamo. Cioè, quando si pretende con la ragione, prescindendo dalla realtà, dalla natura, dalla storia, dalla tradizione, con la pura sola ragione di erigere i monumenti politici, le carte costituzionali, persino i calendari, allora poi i risultati sono quelli devastanti che abbiamo